È Renato Schifani il nuovo presidente della regione siciliana, come già anticipato ieri dai primi ex poll e dalle proiezioni che lo dava vincente. Attualmente, secondo il report della regione siciliana, assessorato alle autonomie locali, attualmente sono state 4.952 su 5.298 le sezioni scrutinate. Con questi risultati Schifani, presidente eletto nelle liste di centrodestra, arriva così a 833.898 voti validi, pari al 41,79%. Schifani si è presentato ieri, certo della sua vittoria sugli altri concorrenti, in conferenza stampa a Palermo all'Hotel delle Palme, festeggiando la sua elezione con molta sobrietà e discrezione, anticipando già le prime idee sulle cose che andrà a fare. Presidente, intanto complimenti per questa affermazione e quali saranno le priorità? Ma le priorità le ho detto in conferenza stampa: lavoro ai giovani, attrarre investimenti puliti, di imprese pulite, di fondi di investimento puliti che hanno chiesto e chiederanno di poter realizzare attività industriali creando posti di lavoro. Quindi apriremo, non senza tutelare ovviamente lo sviluppo sostenibile con l'ambiente naturalmente, perché l'ambiente è una priorità pure che non può essere declassata, però occorre coniugare e trovare un punto di equilibrio tra l'uno e l'altro, perché il lavoro pubblico ormai ha fatto il suo tempo, dobbiamo guardare a questo e guardare anche al turismo, l'attrattività di tante realtà che possono essere valorizzate con la realizzazione di qualche nuovo aeroporto se ci riusciamo, e nello stesso tempo incentivare magari e promuovere, attrarre la realizzazione magari di congressi e quindi del turismo terziario, non estivo ed stagionalizzato, creando degli incentivi, magari attraendoli, favorendo la possibilità di realizzarli con degli sconti sulla pubblicità, con iniziative che costano poco alla Regione ma che possano essere stimolo per chi organizza un congresso di venire in Sicilia. Presidente, ha detto non sarò un mediatore a ribasso anche se mi interlocutori. Questo è stato un consiglio, così pubblicamente e affettuosamente Nello Musumeci in un comizio alla Cinemeria di Catania mi ha dato due consigli, diciamo da amico, cioè quello di non accettare mai mediazione a ribasso, ma non era una polemica affatto, quello era un consiglio di un presidente della regione uscente che non ha mai accettato questo, appunto. Quindi io sono testimone di questo anche perché non rientra nella mia logica. Io sono un mediatore, questo è vero, ma mediare non significa a tutti i costi trovare una soluzione che piaccia a tutti purché sia anche a ribasso e dover rinunziare a quella che è l'efficacia di quella decisione. La decisione o si prende quella giusta, anche se si scontenta qualcuno, è inutile prenderla. Presidente, mi scusi, con la cultura si dice che si mangia, specialmente i musei oltre il nostro territorio e oltre l'oceano ovviamente attuano questa politica. In Sicilia purtroppo non si riesce a fare neanche una merenda. Qual è la linea dell'azione del suo governo? Guardi, è evidente che questo fa parte di un progetto di valorizzazione dei beni culturali. Faremo in modo che venga potenziata innanzitutto la struttura di risorse umane che controllino, che stiano a vigilare e guidino dei percorsi turistico-culturali che sono importanti per noi. In più il mio percorso, il mio desiderio è quello di portare in Sicilia la possibilità di attrarre produzioni cinematografiche. Faccio un esempio. Assistete voi spesso ad eventi a porte chiuse di grandi magnati dell'industria, di grandi attori che decidono di celebrare il loro compleanno in privato facendo arrivare ospiti da tutto il mondo con i loro aerei privati. Lo fanno, poi l'indomani vanno via tutti con i loro aerei privati, non abbiamo visto nulla, non hanno portato nulla. Però hanno scelto la Sicilia. Questo significa che evidentemente alla Sicilia piace. Allora, se la Sicilia piace, io non vedo per quale motivo non trasformare questa attrattività di carattere personale, direi ludico, in attrattiva imprenditoriale, produttiva, e fare in modo che si possano realizzare delle produzioni cinematografiche, perché abbiamo dei grandi asset, e io credo che riusciremo a coniugare l'attrattività con l'interesse di questi soggetti. Dialogheremo anche con loro, però creeremo un minimo di strutture ovviamente perché possano avere la possibilità di realizzarli, ma ci vuole poco, non è che ci vuole molto, insomma.
A seguire al secondo posto il messinese Cateno De Luca con le liste Sindaco di Sicilia, Sud chiama Nord, che si attesta al 24,64% con 488.055 preferenze, che ieri sera ha tenuto il suo comizio di ringraziamento a chi le ha votato nel suo paese natio di Fiume Dinisi in provincia di Messina. Farà il Presidente del Consiglio Comunale a Messina o il deputato regionale in quanto secondo classificato? Io il deputato lo farò perché oggi devo portare avanti a livello regionale un progetto, quindi ci sarà la questione della Presidenza del Consiglio Comunale che è mia intenzione, arrivata a questo punto, entro dicembre, definire in base anche a quello che sarà il nuovo assetto di giunta, perché ci saranno ora 2 assessori che ovviamente lasceranno. Allora si farà un ragionamento col sindaco complessivamente da qui a fine anno e si arriverà a un nuovo quadro innestato nell'ambito di questa maggioranza. Cosa è mancato alla fine? Lei all'inizio aveva dichiarato che avrebbe fatto 2 mandati a Messina e poi le candidature alla presidenza della regione, invece ha fatto tutto prima e oggi è andata così. Ha qualche rimpianto? Avrebbe fatto diversamente? No, perché ho capito intanto in relazione a Messina, e l'abbiamo dimostrato in tutte le sedi, che quello che comunque io dovevo fare, che competeva solo a me, l'ho fatto. Poi ovviamente ci vuole il tempo per realizzare le cose che io ho ottenuto e ci vogliono anni. Io non sono una persona che ama l'ordinaria amministrazione. E circa un 30% delle cose che dipendevano dal mio programma, anzi che avevo messo nel mio programma amministrativo, dipendevano dalla regione. Esempio per tutti, l'Arex Sanderson. E allora lì uno degli obiettivi che noi avevamo non l'abbiamo raggiunto, perché? Perché la regione su questo non ha voluto fare nulla, come il completamento della riqualificazione di tutte le aree demaniali che per arrivare a delle spiagge degne di questo nome. Purtroppo anche lì la regione siciliana, ma abbiamo visto anche lo scontro che abbiamo avuto per quanto riguarda il Sea Flight. Nel momento in cui è stato demolito, la National Geographic ha qualificato la spiaggia di Capoveloro come la spiaggia più bella d'Italia. Al terzo posto si colloca Caterina Chinnici, sorretta dalle liste di centro-sinistra e del PD, che si ferma al 16,17% con 321.336 preferenze. Quindi il grillino del Movimento 5 Stelle 2050, Nunzio Di Paola, con il 15,92% e 301.095 preferenze. Segue la lista di Gaetano Armao presidente con il partito e le liste di Azione Italia Viva Calenda con appena il 2,03% e 40.552 voti validi. Chiude la competizione Eliana Esposito della lista Siciliani Liberi, che arriva appena allo 0,50% con 10.083 voti.